Ciao a tutti, abbiamo questo nuovo video, un video di Cromo. Abbiamo già visto un video di Cromo insieme al Sardo, eccolo qui. Sì, allora sono ancora questa coppia di cui avete già visto un video che ho postato una settimana fa circa, se non sbaglio, forse anche meno. Questo è un vecchio video perché per caricarlo il gioco mi ha chiesto di caricare una vecchia versione, quindi non so bene di che periodo si tratti e con che patch. So solo che mi è stato caldamente raccomandato da Chrome in quanto bella partita e vabbè, non ci facciamo sicuramente scandalizzare dal fatto che non sia un video recente, non fate caso, quindi magari se lo state guardando con un occhio clinico di chi vuol vedere le ultime modifiche delle patch, ok, non ci sono, ma visto che so che voi come me apprezzate soltanto il sangue schizzare sullo schermo, vedremo un po' questa partita dove ci porterà. Allora, li abbiamo già visti giocare con una combinazione di doppio Protoss, oggi li vediamo giocare Cromo ancora in Protoss e il Sardo lo vediamo giocare invece in Zerg. Come avversari vediamo doppio Protoss, mentre nell'altra, ecco sì, in pratica stanno facendo l'opposto degli avversari perché nell'altra partita in cui li abbiamo visti loro erano doppio Protoss e giocavano contro il Protoss e Zerg, oggi invece sono loro il Protoss e lo Zerg. Ricordiamo lo Zerg della partita contro cui li abbiamo visti l'altra volta essere un ottimo redattore di interni convinto che l'unico modo per espandere il clip mediante i biotumori fosse fare nuovi biotumori con le regine. Vedremo invece il Sardo come sa gestire uno Zerg. Vediamo intanto che c'è uno scouting, vediamo gli overlord piazzati nelle zone d'ombra, vediamo una sonda di Cromo che sta andando anche a fare scouting e Zeus che ha deciso di costruire piloni a casa di Cromo. Beh, così proprio sotto il naso è una cosa interessante. Non so quale sia il vantaggio di una simile strategia, ma va bene, non importa, facciamolo. Non so se sia forse... Ah no, ok, era per i cannoni che lo stava facendo. No, perché all'apparenza stavo già cominciando a pensare una roba della serie... Non è che magari questo sta costruendo piloni semplicemente per tenere ferma l'economia di Cromo? Cioè alla fine se io costruisco piloni in continuazione, l'avversario è costretto a tenere ferme le sonde per distruggermi quei piloni e quindi non sta producendo, mentre io a casa continuo a raccogliere. Il punto è che ogni pilone che costruisco e che mi viene poi distrutto sono 100 di minerale. Ecco, ora la sonda è stata distrutta dal Sardo e quindi direi che è anche finito di rompere le scatole. Beh, strategia di Zeus gestita veramente male, quella del pilon run, lì, cannon rush, perché insomma, sì, fai Stalker Cromo, bravo, mi sembra un'ottima idea. Fare il pilone andrebbe fatto o addirittura qui sotto per poi salire e costruire, o comunque in una zona d'ombra come questa per poi espandersi quando ormai la situazione è consolidatamente fortificata, non in questo modo stupido. Oh, il Sardo Fast Expa, come piace a noi, sì. Non so, in questa mappa però io Fast Expo di qua di solito, poi distruggo il muro comunque per potermi andare a difendere, ma preferisco Fast Expare sulla destra perché spesso gli avversari arrivano da qua e quindi se trovano una seconda espansione qui la distruggono, mentre ogni volta ignorano i qua. È anche vero che a volte vengono dal lato proprio, ecco, per fare questo, che è quello che sta facendo il Sardo, cioè distruggere dalle rocce e salire. Poi vabbè, strategia che raramente non trova dall'altra parte un pilone o qualcosa, un edificio insomma in grado di vedere. In questo caso addirittura trova contro dei cannoni fotonici che presto si metteranno a far passare la voglia agli Zerglin di continuare a pestare, ecco. Tac, 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 tac. Vediamo che il Sardo solo all'ultimo decide di salvare un paio di Zerglini. Guarda Sardo, per le prossime partite qua c'è una simpatica zona d'ombra proprio dietro questo selciato in cui è ottimo lasciare le proprie unità. Abbiamo lo Zelotta di Cromo che era andato a fare una passeggiata, quindi in pratica mentre DK Lucas si è dato alla produzione e al Forgate, Zeus si è dato alla Zeus, proprio scritto Zeus, quindi è riuscito a prendersi il dominio del nome. Complimenti ad essere un giocatore che esiste da parecchio, perché non credo che sia il primo che ha provato a prendersi il nome Zeus. Dicevo, Zeus si è occupato di fare torrette e forge. Strano per DK Lucas che si è preso la forgia, penso più per dei potenziamenti che per delle torrette, visto che c'era già il suo compagno che si divertiva a costruirne a marea. Comunque, vediamo un po'.
quali saranno le strategie che avremo in esecuzione in questo video. Espansione del sardo che sta cominciando a rendersi produttiva, niente ricerca dell'incremento metabolico per i ling, strano, non so allora per cosa abbia intenzione di tenersi il Vespene, se per delle rocce o addirittura delle mutalische, visto che non ha nemmeno costruito la colonia delle blatte. Chissà per cosa. Ha un bel 200 di Vespene ormai, mi sta incuriosendo. Vediamo intanto che Chrome aveva detto che andava di persecutori Stalker, il che mi fa pensare che questo Concilio del Crepuscolo sia ad hoc per il Blink. Qui tra poco avremo la ricerca completata. Ottimo con Chronoboost, bravo Chrono. Forgate anche per lui, un Forgate un po' lento, ma sappiamo il perché, è stato rallentato all'inizio dal doversi difendere dai piloni dei cannoni fotonici. Intanto vediamo che qui abbiamo Forgate tardivo anche per Zeus, Forgate anche per DK Lucas. Sì, entrambi i Protoss non si stanno differenziando molto nella strategia di produzione e non si stanno espandendo. Questo è un po' un errore. Ok, che hanno 1000 di minerale uno e 900 di minerale l'altro, cioè ragazzi, fate degli zeloti piuttosto che tenerlo lì a fare niente, o fate altri portali per fare gli zeloti dopo, ma fate qualcosa. Vediamo che il sardo sta andando di Zergling, vediamo se ha costruito qualcos'altro. Pinnacolo, allora l'avevo fiutata giusta, tutto quel Vespene era finalizzato a delle muta. Qui intanto ricerca ottimamente cronoboostata da parte di Chromo del Blink, come avevo immaginato. Quinto portale per lui. Ragazzi, dovreste fare anche delle ricerche, lo dico per voi come per gli avversari che hanno liste forge che a parte far torrette non sono servite ad altro. Espansione per DK Lucas. Intanto Chromo stava pingando di attaccare dalle rocce, ovviamente non sapeva che Lucas si stava organizzando per difendere la sua seconda espansione. Fai prima Observer, già, e vedi cos'hanno. È un po' troppo tardi perché ormai lo stanno già vedendo cos'hanno. Ha interrotto la costruzione dell'espansione, quindi non ha perso il minerale, ma ha perso tempo prezioso. Sì, io comunque di solito distruggo queste rocce da me proprio perché è necessario poter uscire per difendere. Se le rocce invece rimangono su sono un'arma a doppio taglio, perché no, gli zeloti devi tirarli indietro. No, poveri zeloti sacrificati per la patria. Qui intanto invece c'è un observer di Zeus che vede le mutalische e gli Zergling. Stalker che intanto tornano a casa, non hanno distrutto. Ha aperto anche il quinto gate, finalmente una ricerca. Blink completato. Ricerca anche per il sardo che sta ricercando i danni per le unità aeree. Altri Stalker per Chromo. A sto punto da Zerg lasciato così sereno e pacato e tranquillo senza nessuno che vada a rompere le palle, io farei anche una terza espansione, soprattutto espanderei il creep. Dobbiamo entrare. Espansione anche per Chromo. Sì, dovete entrare, sono concorde. Gli avversari sono dei pagliacissimi che non si stanno facendo le espansioni e quando ci hanno tentato si sono subito vergognati. Spazio porto. Altro observer. Cominciano delle ricerche anche loro. Qui niente. Tanti Stalker anche per Lucas. Mentre le unità di Zeus quali sarebbero? Scusate, fatemi dare un'occhiata così. Unità di Zeus, 2 Observer, 1 Zealot. Grande, il sardo va di terza espansione come volevo io. Comunque 1 Zealot, 2 Stalker. Direi che Zeus si sta facendo veramente minaccioso. Mentre per Chromos 14 Stalker, per il sardo 32 Zergling, 2 custodi, 15 muta. Qui vediamo qualche Stalker in più, 22 Stalker e 1 Zelota invece per Lucas che finalmente sta riprovando a farsi l'espansione. Torniamo alla produzione. Qui si sta accumulando l'esercito in mezzo, esercito che è completamente scoutato da Zeus,
Sì, infatti dov'è che ha messo gli osservatori? Li ha creati? Dove diavolo li ha mandati? Osservatore, eccone uno è qui e l'altro non so dove sia. Se solo lo spostasse un pelettino potrebbe interrompere lo scouting di Zeus, il quale più che tremare non può fare di fronte a questa visione, perché c'è ok, è pieno di Mutalische, di Beneling, di Zergling, che quindi comunque loro stavano andando di Stalker per counterare le muta, ma sappiamo che gli Zergling se li mangiano per colazione. Per il sardo comunque ricordo manca l'incremento metabolico, che sarebbe invece di grande utilità. Peccato. Comunque questa sonda di Zeus mi fa veramente impressione che non sia ancora stata notata.